Sei arrivato fin qui non per i chilometri percorsi dalla tua città o dal paese di provincia, ma dopo tutte le battaglie della stagione, non solo di quest'anno ma anche quelle del passato. Oggi è arrivato il momento di scrivere la storia. Amici di Sportisti Liceo da Salmontirati, benvenuti al Marco Tomaselli di Caltanissette, lo spareggio promozione per salire in eccellenza siciliana. Accademia Trapani Aspra, il punto più alto nella storia di questi due club. L'Accademia è soltanto la seconda stagione con una prima squadra, l'anno scorso il salto in promozione attraverso il triangolare in prima categoria. Oggi lo spareggio con l'Aspra che soltanto 5 anni fa si trovava in terza. Si vuole completare una scalata mai completata in 45 anni. Le due formazioni, Accademia Trapani maglia bianca-azzurra e pantaloncini bianchi, il 4-3-3 di Alberto Amoroso, che oggi deve fare a meno di praticamente metà della formazione titolare Giargiù Iannazzo con camicia, Secun e Saul Castiglione assieme a Insieme fuori per squalifica. 4-3-3 stretto in porta da destra verso sinistra, in difesa Cammareri, Ranno, Graziano e Marrone. A centrocampo gioca Sciamanà, in mediana Agnello assistito da Barraco. Alla sua sinistra il tridente composto da Tempesta, Nolfo e Cannavò. Bernardini è il secondo portiere, poi a disposizione in panchina ci sono Parrinello, Jacopo Castiglione, Rizzo, Voltaggio, Gambina, Mauro Oddo, Nieto e Trapani. Risponde l'Aspra in completo rosso, maglia e pantaloncini, il 4-3-3 di Giuseppe
Tuminia, tutti disponibili, Cascione in porta, in difesa Yobua, D'Angelo, Palazzo e Tarantino, a centrocampo Santa Guida, Costantino e Rama, il tridente composto da Barbera che vince il ballottaggio con Clemente, assistito da Di Giuseppe al centro e Azzara a sinistra. L'arbitro della partita è Luca Naselli della sezione di Catania, assistito da Elvira Rizzo di Enna e Giuseppe Saracino di Ragusa. Clima assurdo, 250 tifosi circa dell'Accademia Trapani arrivati dal capoluogo, un centinaio da Aspra, frazione di Bagheria, provincia di Palermo. Entrambi i club oggi sognano una pagina nuova di storia, soprattutto quella più importante. Manca soltanto il fischio da parte dell'arbitro per far iniziare questo spettacolo. Si affrontano la vincente dei playoff del girone A, l'Accademia Trapani, che ha superato in semifinale il Camarat e in finale il San Vitolo Capo. L'Aspra invece ha saltato la semifinale perché ha avuto 10 punti di vantaggio rispetto alla quinta classificata nel girone B. Il Gioiosa ha vinto la finale 7-0 contro il Lascari Cefalù e adesso si trova davanti l'Accademia Trapani, che ha letteralmente buttato fuori il primo pallone. Tutti comodi, è iniziato lo spareggio promozione, è uno dei due spareggi promozione perché si sta giocando anche Catania San Pio X Atletico 1994, le vincenti dei playoff del girone C e del girone D. Anche per l'Atletico sarebbe una prima volta storica, mentre in caso di ritorno in eccellenza per il Catania San Pio X sarebbe un ritorno dopo 2 anni dall'ultima volta. Subito contrasto in mezzo al campo con la punizione guadagnata dall'Accademia alla battuta. Alessandro Cammareri, il capitano di questa squadra, l'anno scorso è sceso in prima categoria soltanto per questa società per la prima volta nella sua carriera. Il salto in promozione, oggi sogna quello in eccellenza con questa squadra che ha giocato nel Trapani anni fa, gioco fermo con Agnello che sta mandando al tiro. Ha fermato tutto Luca Naselli di Catania. Accademia Trapani che ha di fronte il suo primo spareggio promozione della sua storia per quanto riguarda la prima squadra. L'anno scorso ha avuto 2 gare all'interno del triangolare promozione in prima categoria, una l'ha vinta 4-0 contro il Gemini, l'altra l'ha persa 3-2 a Villarosa, però insieme a Villarosa ha guadagnato l'accesso a questo campionato di promozione che sta per finire con questo spareggio promozione in cui l'Accademia è ancora protagonista. Invece l'Aspra tanto tempo fa nell'85 giocò con l'Indomita di Palermo, conclusione al volo, il gol dell'Accademia, ha segnato Adolfo, 1-0 per i trapanesi, un impallo fortuito che ha premiato Federico Adolfo, 1-0 al Tomaselli, contro tutti i pronostici, contro la corazzata Aspra, l'Accademia passa avanti con Nolfo che raggiunge quota 30 con questa maglia. Atmosfera pazzesca al gol di Nolfo, sembrava quasi fuori sull'esterno della rete, in realtà si è insaccato alle spalle di Antonino Cascione. Esulta anche Amoroso in panchina, l'Accademia è avanti subito. In partite del genere non può che segnare il bomber della propria squadra, lo ha fatto Nolfo per l'Accademia Trapani che si trova avanti nel punteggio, colpita a freddo la squadra di Tuminia che non subiva gol da 2 partite, 8 invece quelli fatti tra l'1-0 alla Sant'Angelese nell'ultima giornata di campionato e il 7-0 pesantissimo sull'Ascari Cefalù. Eppure si era sull'1-0 entro la fine del primo tempo, gli altri 6 gol nella ripresa. Rama prova di incoraggiare i suoi a rincorrere il pallone, Nolfo prova a lanciare nella fascia Francesco Samanà e rimessa laterale. Primo impatto buono per l'Accademia Trapani, Aspra che invece
invece deve ancora familiarizzare con il terreno di gioco, eppure entrambe le squadre giocano in un terreno in erba sintetica. L'Accademia Trapani al Roberto Sorrentino di Trapani. L'Aspra invece non ha un campo, uno stadio nel proprio paese. Si fa ogni volta la trasferta a Misimeri, pallone messo dentro, secondo palo e sinistretta dopo la proposta di Angelo Azzara, ex San Cataldese, arrivato dalla Nissa proprio da queste parti a stagione in corso. Squadra che è stata completamente rivoluzionata nel mercato di dicembre, un inizio stagione, quello dell'Aspra, con il gruppo che ha trionfato l'anno scorso in prima categoria. Mercato di riparazione e dire assolutamente poco quello che è stato per la squadra. Adesso è andata da Tuminero il tiro, adesso da parte dell'Accademia Trapani, e la parata di Cascione. Infatti anche con l'arrivo del nuovo allenatore ci sono state soltanto 2 sconfitte, 2 pareggi e 13 vittorie, ma il Geraci era già lanciatissimo verso la vittoria del campionato. Nel frattempo ci sono 3 palloncini uniti tra di loro, arrivati in campo dal settore riservato ai tifosi dell'Aspra, ovvero la curva alla nostra destra. Si aspetta l'uscita di questi palloncini aiutati dal vento per andare fuori. Ci siamo quasi, intanto la partita continua con il calcio d'angolo guadagnato dalla squadra in maglia rossa. L'Aspra qualche discussione all'interno dell'area di rigore. Costantino alla battuta del calcio d'angolo, che va di saltatori, soprattutto Angelo D'Angelo, che di professione fa il difensore, ma di gol ne ha fatti su situazioni di questo tipo. Costantino in mezzo, si cerca la testa di Giuseppe, prolungamento a cercare Barbera, il pallone finisce sul fondo. Primo arrivo da parte dell'Aspra verso l'area di rigore trapanese. Trapani che di recente ha avuto linfa nuova per quanto riguarda la prima squadra della città, ovvero il Trapani Granata, che milita in Serie D. L'arrivo del nuovo presidente Antonini con nuove prospettive di futuro che sembrano promettere bene per ritornare tra i professionisti. Di Giuseppe sponda per l'arrivo di Azzara, prima di tutti Francesco Mistretta. Oggi un duello a distanza con Antonino Cascione, perché entrambi hanno parato diversi calci di rigore nel corso della stagione regolare. Cascione ha un po' di esperienza in più, classe 98, Mistretta invece è un classe 2003, uno dei tanti giovanissimi dell'Accademia Trapani. Punizione intanto per l'Aspra, che cerca di rimediare al gol subito, segnato da Anolfo al terzo minuto, che ha sbloccato questo spareggio promozione. Due sul punto di battuta con Costantino, che vede Azzara allargarsi. Vedremo un po' lo schema da parte dell'Aspra, parte Rosario Costantino, pallone in mezzo, cerca la testa di Barbera, lontano di testa Cannavò, Yoboa, svirgolata di Graziano, Di Giuseppe prova la rovesciata, pallone allontanato via, e conquistato da Tempesta, che prova a salire. L'Accademia è pressata da quelle parti da Costantino, poi l'arriva a fermare l'azione Agnello, spazza tanto per spazzare Cascione. Spazio, pallone di D'Angelo,
gira tutto di Giuseppe, solita sponda di testa, il controllo di Graziano che non si intende con Mistretta. Infatti Mistretta richiama il proprio compagno di squadra. Nel frattempo arrivano altri palloncini di colore verde e bianco, sempre dal settore riservato ai tifosi dell'Aspra. Piccola disattenzione in difesa per l'Accademia Trapani. Graziano che oggi è soltanto alla seconda da titolare di fila dopo l'infortunio che ha subito alla spalla. Lo ha tenuto fuori praticamente per tutto il girone di ritorno. È tornato subito titolare nello scacchiere di Amoroso. Avanti ancora la squadra di Trapani, saleranno fino in fondo. L'ultimo tocco è il suo, buon lavoro da parte di Yobua. È rimessa dal fondo, già battuta con l'Aspra che ha fretta. Azzara, è un filtrante però per gli avversari. Una Mistretta che si prende tutti i secondi a propria disposizione. Dicevamo del cammino in regular season. Accademia Trapani che ha terminato al terzo posto nel girone A, a 47 punti, 14 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, un pari merito con il Camarat. Accademia su in virtù di differenza reti e scontri diretti. Aspra che invece terminata al secondo posto nel girone B dietro al Geraci, quindi così non si poteva fare dopo il mercato di dicembre. Una squadra più forte sulla carta dello stesso Geraci, ma il Geraci ha avuto un gruppo coeso sin dall'inizio, pochi ritocchi da dicembre a febbraio. Aspra che ha iniziato a rincorrere ma in ritardo. Lancio lungo con la conquista della rimessa laterale. Cammareri cerca un compagno, il recupero da parte di Daniele Rama. Altra rimessa per l'Accademia Trapani. Rimessa corta, ancora Cammareri, cross, spazza palazzo. Fallo laterale. Per la terza volta di fila Alessandro Cammareri. Si alza il pallone, finisce sul fondo. Indicazioni per Alessio Cannavò che arrivano da Alberto Amoroso, anche lui ex Trapani, fu anche capitano. Dall'altra parte invece Giuseppe Tuminia che in eccellenza salì con la Don Carlo Misilmeri, anche in quel caso per la prima volta nella storia del club biancorosso. Anche in quel caso furono playoff con la vittoria nel 2019 ai supplementari con l'Acquedolci in rimonta. Oggi vuole ripetere lo stesso episodio con l'Aspra. Quasi 10 anni nel settore giovanile del Palermo ad allenare, ex anche del Marineo, subentrato a Giuseppe Correnti nel corso di questa stagione. Cercano di farsi sentire anche i tifosi dell'Aspra. Il loro supporto c'è stato anche nella finale playoff di girone contro il Lascari Cefalù. Costantino pronto alla battuta di questa punizione.
Costantino in mezzo, allontana Nolfo di testa, pallone recuperato da Santaguida, alza il sinistro sul fondo. Il tiro di Attilio Santaguida. Anche lui, come Graziano, si è fermato nel girone di ritorno. Ha segnato contro la super giovane Castelbuono al ritorno in campo. Come presenza stabile il suo primo gol con la maglia dell'Aspra. Azzara voleva il servizio per Rama. Costantino, arriva lui dietro per Palazzo verso Di Giuseppe, la presa di Francesco Mistretta. Squadra molto esperta, quella dell'Aspra, che sulla carta non ha a che fare nulla con il campionato di promozione. Tanti elementi con esperienze in Serie D, anche nella provincia di Trapani. Lo stesso Palazzo è un ex Mazzara. E Di Giuseppe è un ex mazzarese, arrivato da lì nel corso della stagione. Santaguida per Yobua, sale l'asta, spazio, mette in mezzo Yobua verso Di Giuseppe, chiusura in angolo di Graziano. Molto puntuale il centrale dell'Accademia. E nuovo calcio d'angolo per i palermitani. Sempre Rosario Costantino. Va tutta verso il centro dell'area e sempre D'Angelo il destinatario da trovare. Azzara, cross, secondo palo, sempre D'Angelo lì, Costantino anticipato all'improvviso, prolungamento di Rama sul filo del fuorigioco, l'Aspra con Azzara, fuorigioco che c'è al 100%. Calcio di punizione per l'Accademia Trapani. Piccola discussione nel restituire il pallone agli avversari. Si gira molto bene Nolfo, contrastato da Palazzo, pallone recuperato ancora una volta dall'Aspra, che conquista la rimessa laterale con Daniele Rama. Di Giuseppe non può andare, Nolfo serve dietro, si muove molto bene Cammareri, anche lui non ce la fa Rama a recuperare, nonostante l'insistenza, corre Cammareri, il pallone viene recuperato dai compagni e per sua fortuna Nolfo subito attaccato da Santaguida, arriva anche Palazzo, messo fuori gioco Nolfo, il recupero di Rama a terra, il centrocampista dell'Aspra guadagna la punizione e si riscatta. Sempre 0-0 nell'altro spareggio promozione tra Catania e Sampio X e Atletico 94. Azzara, profondità, fuori gioco per Di Giuseppe, che si era mangiato un gol. Si salva in parte con la bandierina alzata da parte del secondo assistente Giuseppe Saracino di Ragusa. Angelo D'Angelo, più di 10 anni in Serie D. Che filtrante per Azzara, il tiro al volo Mistretta di Giuseppe, murato subito, è ancora viva Azzara, punta Cammareri,
pallone messo dentro, largo il tiro di controbalzo di Barbera, respinto il fallo laterale. Prova a crescere l'Aspra. Palazzo in contrasto con Nolfo, il recupero di Palazzo verso l'interno, ma per nessuno. Si ritorna dietro da D'Angelo. Costantino leggermente in ritardo, ce la fa. Rama verso Palazzo, fermata l'azione dell'Aspra. L'Accademia si va a prendere anche il calcio di punizione. La battuta di Agnello. Ancora una volta Palazzo da allontanare. Tante indicazioni da parte di Amoroso, più calmo come il suo solito fare Giuseppe Tuminia. Cammareri scambia assieme a Tempesta, c'è però la bandierina alzata di Rizzo di Enna. Punizione per i palermitani. Yobua, Santa Guida cerca di allungarsela, c'è Marrone, la protegge fino in fondo a conservare la rimessa laterale. La proposta di Rama, stavolta regolare la posizione di Giuseppe, è un po' largo però. Passaggio dietro, arriva Zara, cerca di allungarsela, nessun fallo, simulazione per l'ex San Cataldese Elisa. Giallo per Angelo Azzara, il primo della partita. Il rinvio di Francesco Mistretta, era saltato Cannavò, ma non è più su Nolfo. Nel possesso però l'ha ripreso l'Aspra. Yobua, Rama, frustrante, attenzione ad Azzara che prova a piazzarla, esce Mistretta. Azzara leggermente in difficoltà, non ha voluto il tiro, quello da lui desiderato. Complice anche l'uscita del portiere dell'Accademia. Il cambio di gioco, fuori gioco anche per Cannavò. Superata la metà del primo tempo, Accademia Trapani avanti, il gol di Federico Nolfo al terzo minuto. Lancio lungo di D'Angelo, Barbera non ce la fa a prenderla, Graziano giù, fallo subito proprio poco fa per il contrasto del classe 2004. Mattia Barbera, che nelle ultime 3 partite, subentrato dalla panchina, ha segnato in ognuna di queste partite. Oggi si ritrova titolare al posto di Clemente, che siede in panchina assieme a Marciante, Marchiano, Marino, Paolo D'Amico, Di Paola, Marguglio e D'Agostino, assieme al secondo portiere Anello. Questa è la panchina dell'Aspra. Pallone verso Cannavò, Costantino contro di lui, Costantino se la allunga in zona abbastanza pericolosa. Tarantino pensa più a proteggere il pallone del compagno
e prendere lui il possesso. Molti brividi qui nella difesa dell'Aspra. Poi questo pallone che viene raccolto facilmente da Cassone. C'è sempre molto spazio lì nella fascia di Yobua, lanciato Barbera, si corre assai e semistretta sul filo del limite dell'area di rigore. Il pallone è suo. Ovviamente nel pomeriggio di calcio dilettantistico siciliano non si stanno giocando soltanto gli spareggi promozione per il salto in eccellenza. C'è una grande partita a Enna, quella tra Enna e Pro Favara, ancora sullo 0-0. Questa è la finale playoff del girone A di eccellenza. Nel girone B c'è anche la finale tra Siracusa e Città di Taormina, anch'essa sullo 0-0. Di Giuseppe calcia larghissimo, nonostante il pallone fuori, ma comunque perso dall'Accademia pochi secondi fa. Agnello se l'è presa con i suoi. Tarantino di testa normalmente a fermare la manovra avversaria. In campo anche 4 squadre di prima categoria, ma per giocarsi le semifinali d'andata di Coppa Sicilia si stanno giocando San Giorgio Piana, Monforte San Giorgio e Aquila Bafia, ACI e Galatea. In campo anche altre 4 squadre, ma di seconda categoria, per le semifinali di ritorno della Coppa Trinacria, contesa da Sera di Falco, Tremestirese, Real Roccanere e Santa Teresa. Punizione per l'Accademia Trapani, la battuta di Tempesta. Graziano profondo verso Cannavò, Cascione. Inizio stagione si è alternato con Giuseppe Ferrara, ex Resultana San Lorenzo, che poi ha lasciato il gruppo palermitano. Cascione da quel momento in poi si è preso la titolarità. Anche lui non c'entra con questa categoria, nonostante sia arrivato l'anno scorso, giocatore giovanile del Palermo, ex Gela. Pallone profondo, in stretta. Tempesta largo da Cammareri, troppo forte per poter trovare Francesco Barracco, che sta facendo l'ala di destra. Sammanà invece si è spostato dall'altro lato, a sinistra in mezzo al campo. Sul centro-destra di centrocampo c'è Francesco Barracco. Tarantino a Zara, pallone altissimo, subito fuori. Revio a mezza altezza, salta guida di testa da terra, si prende anche la punizione. Lui che assieme a Barbera fa parte del pacchetto under dell'Aspra, entrambi 2004. Costantino in mezzo verso Barbera, allontana di testa Cannavò, Azzara, cross respinto su Francesco Barracco, che con l'esterno la fa arrivare a Tempesta. Cammareri, Francesco Barracco di prima per Tempesta, ce la fa però a prenderla, arriva Santa Guida,
Il tocco di Cammareri, l'arbitro fischia per la punizione concessa all'Aspra. Costantino, apertura dall'altro lato, sempre verso la fascia di Angelo Azzara, dentro verso Barbera, mistretta. Proprio loro due, Azzara e Barbera, si sono scambiati per un attimo la posizione. Giuseppe più largo, Barbera al centro, Azzara a destra. Passaggio sbagliato stavolta di Azzara, pallone fuori e rimessa Aspra con l'Accademia che non ha preferito prendere il possesso. Punizione, scambiano Costantino e Palazzo. Yeboah, c'è Marrone accanto a sé, Rama di nuovo per Rodrigue. Yeboah dentro, mistretta, si può permettere la presa in due tempi, si dispera di Giuseppe. Cammareri prova a lottare Francesco Barracco, il recupero di Angelo Azzara. Santaguida allarga, Tarantino finta il cross, ancora Tarantino fino in fondo, riesce adesso di Giuseppe di testa oltre la traversa. L'Aspra si affida tanto su di lui, ancora però non viene centrato lo specchio della porta con continuità. L'ultima volta che l'Aspra è passato in svantaggio è stato alla 22esima giornata contro il San Fratello, partita poi rimontata per 2-1. Si gioca in casa però. Giovanni Aloisio di Misilmeri, a casa dell'Aspra. Avanza l'Accademia, fermato Barracco, poi fallo da dietro su Tarantino, conclude dalla distanza Tempesta, ma l'intervento è da non sottovalutare. Cerca di scusarsi Barracco. Si ritorna a giocare, nessuna sanzione. Graziato, all'esterno dell'Accademia Trapani. Yeboah, D'Angelo, Palazzo. Iniziato la stagione da mediano, un ruolo naturale, passata centrale di difesa, cercando Santaguida e c'è mistretta. Agnello, Cannavò, palleggio, la manda avanti, un po' complicato trovare Samannà, che poi insiste, se la prende ma si è trattenuta sull'avversario. Poi serie di trattenute a sua volta, prima con D'Angelo e poi con Costantino. L'arbitro richiama i protagonisti, più Costantino che D'Angelo dalla parte dell'Aspra. Palazzo, arcobaleno verso Azzara, la mantiene in campo, sì, poi non ha modo di riportarla verso l'interno.
Tempesta lunghissimo, palazzo di testa. Saltatissimo Drama, ma c'è Tempesta a recuperare Agnello verso la corsa di Samanà. Se la lunga di testa, lo addosso Yeboah. Samanà contro l'ex Marineo e Milano City, giù Yeboah. La conquista di Tempesta, c'è il fallo però su Santaguida. Si può giocare avanti l'Accademia. Tempesta fermato da Palazzo. Graziano ferma la manovra dell'Aspra. Barracco sale addosso Tarantino. Il cross arretrato, pallone che arriva a Cannavò, cerca di girarsi, ancora sua Cannavò. Alla fine il fallo è suo, secondo l'arbitro. Gli enemi si stanno un po' accendendo, soprattutto con la difesa dell'Aspra protagonista. Graziano si è un po' ripreso dopo il misunderstanding con Bistretta. Tempesta dietro, Graziano, basso, la prende Costantino. Si allarga Zara, di prima Costantino, ancora Zara, morbido verso Di Giuseppe, attacca la profondità, troppo lungo il pallone. Yeboah recupero, a sua volta l'Accademia si riprende il pallone verso l'interno del campo. Cannavò può girare e corta il passaggio per Barracco. Un po' di errori da entrambe le parti in questa fase. Yeboah, Costantino nuovamente dietro per il classe 2000 ivoriano. Quando è arrivato all'Aspra è stato usato da centrale, il suo ruolo naturale, poi passato a terzino dal momento in cui il Palazzo dal centrocampo è passato in difesa, tutto causato dal ritorno di Santaguida tra i titolari come ad inizio stagione e allo stesso tempo per rispettare la regola degli under. Meno di 10 alla fine di questo primo tempo. L'Aspra ha un po' di difficoltà a creare occasioni. Palazzo a Zara, c'è Rama accanto a sé, la prende quasi per caso, sale Rama, subisce il fallo da parte di Ignazio Agnello che si prende il cartellino giallo, un ammonito per parte. Adesso Agnello, prima Zara. Va Angelo a Zara alla battuta. Tre in barriera. Porta Zara, basso Di Giuseppe, spalla alla porta, serve dietro, Santaguida bloccato subito da due avversari. Riparte l'Accademia, c'è tantissimo spazio. Cannavò si inserisce sullo spazio del Tempesta, è però in ritardo rispetto allo stesso Azzara che è sceso in difesa, si ritorna da Cascione.
rimessa laterale con Cammareri. Nolfo mette giù, vuole cambiare tutto. Yogua di testa a fermare la corsa di Saman. Costantino deve decidersi nel passare il pallone in maniera rapida, istantanea ai compagni. Azzara sbaglia il tocco, rimessa Accademia. Ricordiamo che sono soltanto 2 ancora i posti disponibili per il salto in eccellenza, proprio perché si stanno giocando questi spareggi promozione tra Accademia Trapani e Aspra, tra Catania San Pio X e Atletico 1994. Gli altri 5 posti sono stati presi da Folgore Castelvetrano, Geraci, Messano e Motta, che hanno vinto i gironi. Adesso sul secondo palo, schiacciata di testa di Saman, finisce sul fondo, il quinto posto, il quinto slot per l'eccellenza, il quinto pass, possiamo dire anche così. Se l'è preso la super giovane Castelbuono, che ha vinto a tavolino contro la RSC Riposto in semifinale di Coppa Promozione. Un risultato a tavolino dato per una presunta aggressione da parte della società Etnea verso l'arbitro. 1-1 il risultato della gara di ritorno al termine dell'intervallo, partita sospesa. Poi il risultato a tavolino per la Super Giovane Castelbuono, che in finale incontrerà il Motta, già promosso data la vittoria del girone D, e quindi il pass è consegnato alla sfidante in automatico. Lanciato Cannavò contro Palazzo, il duello, la scivolata di Palazzo a metà nel riuscirci. L'Accademia comunque si va a prendere la rimessa laterale. Cannavò anticipato da Santaguida, che era in traiettoria. Tempesta, cross dentro, attraverso tutta l'area di rigore. Messo sul fondo, no, c'è il fallo laterale. Mancava poco per andare alla destra della bandierina del calcio d'angolo. È rimessa Aspra. Alla fine si riparte comunque dal fondo. Con Palazzo. Troppo alta per Di Giuseppe. Graziano. Cammareri, troppo forte il passaggio di Graziano. Tarantino aggancia di Azzara, dice non ho fatto nulla Agnello, sa benissimo di essere ammonito, infatti ha alzato le braccia subito, come a dire non è colpa mia. Per l'arbitro non è stato così. Rama, D'Angelo verso Di Giuseppe, si è calcolato i tempi di corsa, poi Cammareri con un doppio palleggio evita il calcio d'angolo. Anzi no, il pallone era già uscito prima del secondo palleggio di Cammareri. Calcio d'angolo, Azzara, primo palo, con brivido allontanato questo pallone, spazza più che può Samanà. C'è soltanto l'Aspra a gestire da quelle parti. Rama addirittura in difesa. Costantino non può andare, deve per forza ritornare indietro da Daniele Rama, classe 2001, un altro dei giovani interessanti dell'Aspra. Mistretta va centrale nei suoi rinvii corti o lunghi. Cannavò si guarda intorno, Palazzo chiude. Cammareri, Cannavò,
Rubato il pallone da parte di Ramadi. Giuseppe per forza dietro a passarla. Zara cambia il gioco verso Barbera, chiuso da Dario Marrone. Tra poco scopriremo gli eventuali minuti di recupero che verranno assegnati. Ci sono state grossissime interruzioni. Nolfo l'ha toccata, Cannavò, contrasto con Costantino, insiste l'ex Resultana San Lorenzo. Cannavò giù, possesso Aspra, con il pallone recuperato Cammareri, pressione, fallo da parte sua. Un minuto di recupero, ci sta tutto. D'Angelo, profondo di Giuseppe, sponda Santaguida, semistretta, il tuffo, la respinge, stava andando al tiro Barbera, è stato commesso fallo in attacco. Si chiede l'intervento della panchina per Attilio Santaguida. Alla fine non più. È stato questo un po' il gesto da parte dell'arbitro. In stretta la prende Cannavò, Nolfo anticipato da Costantino, senza fallo. Tira tutto Barbera con la pressione di Marrone, pallone recuperato da Tempesta. Morbido, la prende Costantino, la ributta lì, Santaguida riesce ad alzare, Graziano la rispedisce in avanti, ma c'è la fine del primo tempo. Dopo il minuto di recupero 1-0, Accademia Trapani contro tutti i pronostici. Il gol di Nolfo dopo 3 minuti di gioco. Accademia che sta mantenendo, per quello che può fare, il possesso del pallone. Qualche occasione per l'Aspra, non tantissime, cercato moltissimo di Giuseppe, chance cercate anche da parte di Angelo Azzara. La corazzata Aspra è sotto contro l'Accademia Trapani, che vede i propri sogni avvicinarsi, ma ancora non è detta l'ultima parola, ancora non si è giocato il secondo tempo ovviamente. Noi vi invitiamo a seguirlo. Tra un quarto d'ora ci fermiamo per un po', l'Accademia avanti con il gol di Nolfo. A dopo. Tutto in 90 minuti. Pro Favara e Don Carlo Misilmeri si affrontano nella semifinale playoff del girone A del campionato di eccellenza. Si gioca in uno stadio Giovanni Bruccoleri di Favara pieno su entrambi i fronti, con la gradinata assegnata alla tifoseria giallo-blu e la tribuna assegnata invece per buona parte a sostenitori della squadra biancorossa, che torna all'antico, almeno dal punto di vista delle divise, e presenta ancora una volta il tandem pesante Balistreri-Manfrè, supportato questa volta da Lucera. Il fischio iniziale di una partita che parte subito forte in favore della squadra di Catalano, con il calcio d'angolo, lo stacco di Miano e la palla che finisce sopra la traversa per anche uno scontro fortuito con Pietro Balistreri. Insiste la squadra giallo-blu con Calagna che mette in mezzo il pallone, c'è una deviazione sul suo cross, la palla torna sui suoi piedi, conclusione col destro, si distende bene Marino e blocca. Primo tentativo della Don Carlo Misilmeri dopo una dozzina di minuti, la punizione di Lonigro, la palla che arriva sul secondo palo, Balistreri si coordina e calcia, c'è una deviazione con la palla che finisce in calcio d'angolo. Dall'altra parte però la palla arriva sui piedi di Giovanni Fricano che calcia col destro, c'è la deviazione di Retucci, fortuita ma decisiva, perché porta in vantaggio la Pro Favara. Tutti ad abbracciare inizialmente Fricano, poi quando ci si accorge che c'è stata la deviazione, soprattutto l'esultanza dell'ex Nissa, allora vanno tutti dal numero 9 che sblocca la partita in un momento decisivo dello stesso incontro delle Bruccoleri che inevitabilmente esplode. Ma attenzione a quello che accade al 20°. Costantino si libera del pallone, poi lo scontro con Vitolupo che rimane a terra. Non vediamo dalle nostre immagini la reazione dell'ex centrocampista del Dattilo, che si becca il cartellino rosso dopo quello assegnato
al difensore della Don Carlo Misilmeri. E dunque, come stiamo per vedere, la partita per oltre 70 minuti si gioca 10 contro 10. Vediamo anche il fatto che la Pro Favara cerca di sfruttare gli spazi che inevitabilmente si creano. Con il cross dalla sinistra stacca Retucci, questa volta Marino vola alla sua destra, mette il pallone fuori, poi libera la difesa della Don Carlo, che deve ancora difendersi alla mezz'ora su questo calcio d'angolo. La palla arriva al limite dell'area, conclusione di Lapiana sopra la traversa, ma occhio, al minuto 45 l'apertura di Cerniglia per Raimondo Lucera, che prova a puntare in 1 contro 1, si porta al sinistro, effettua il cross, palla per la rovesciata di Luigi Vendola, che torna al gol e lo fa in un momento e soprattutto in un modo pesante e fondamentale. La sforbiciata strepitosa dell'ex centrocampista del Palermo, che manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1, l'esplosione di gioia dello spicchio riservato ai tifosi della Don Carlo Misilmeri. Ma ora veniamo al secondo tempo, perché ha subito un'occasione la squadra di Aronica, il lancio di Lonigro a cercare la corsa di Balistreri, a vuoto i difensori della Pro Favara, conclusione di Balistreri precisa ma non troppo potente. Poi si accende Lapiana, che in un fazzoletto controlla, calcia col sinistro a incrociare, spiazza totalmente Marino. Il gol del 2-1 ancora a segno Calogero Lapiana, giocatore fondamentale per la Pro Favara. Qui ancora la giocata con Retucci che riesce a liberarsi, ancora Lapiana che si libera, la palla sulla destra per l'inserimento, bravo Marino 2 volte a dire di no agli attaccanti del Pro Favara. Attenzione però al calcio d'angolo con la battuta sul primo palo, stacca ancora Lapiana che colpisce di testa e la palla che si insacca alle spalle di Marino, che forse non si aspettava il tentativo sul primo palo, ma fatto sta che ancora una volta, come in campionato, Lapiana trova la doppietta contro la Don Carlo Misilmeri. Don Carlo che però non si scompone, cerca di rispondere a 12 dalla fine, gran giocata di Manfred che si libera, calcia col destro, palla che bacia il palo interno, finisce in fondo al sacco. 12 minuti da giocare, 3-2, e Don Carlo che si rimette in carreggiata quantomeno per i supplementari, con la perla, la fiammata di Vincenzo Manfred, che consente ai suoi di crederci in questo finale. Spinge ancora la Don Carlo con il cross di D'Angelo, la palla che arriva dalle parti di Concialdi, poi il tentativo di Matera, è entrato al posto di uno stremato Balistreri, blocca Eire. Poi al 90esimo la giocata di Fricano con il cross, la palla che arriva al secondo palo, c'è la sponda a vuoto qui Camilleri, allora la palla è buona per Manfred che propone al centro e salva sulla linea a evitare il tapin vincente di Giuliano la difesa della Pro Favara, che poi può spingersi in contropiede con De Luca che arriva con calma, la palla che viene messa al centro dell'area di rigore con Marino che cerca di uscire, in qualche modo rallenta la corsa del suo avversario e poi spaccata quasi da difensore, nega il gol che avrebbe chiuso i giochi. E allora ancora la possibilità per provarci la Don Carlo con Lonigro, è tutta schiacciata la Pro Favara, allora ci prova il playmaker della Don Carlo con un tiro dalla distanza che però si perde fuori. E poi attenzione a quest'ultimo tentativo, veniamo anche impallati da chi cerca di fare un video da conservare per le proprie profili, per i propri profili personali. Allora ancora tentativo con De Luca che scheggia il palo, la palla finisce fuori, ultima preghiera per la Don Carlo, liberata però dalla difesa della Pro Favara. E allora dopo oltre 8 minuti il direttore di gara fischia 3 volte, vince la Pro Favara che si regala la finale playoff di girone contro l'Enna, si chiude anzitempo la stagione della Don Carlo Misilmeri. Amici sportivi, appassionati di futsal, bentrovati al Fara Don Bosco di Palermo, dove si affrontano Mazzara Futsal e Vigo San Cataldo, ultimo atto del campionato di Serie C1 regionale. Non riesce a liberarsene, qui recupera palla ancora il Mazzara con doppio sinistro, palla alta, primo tentativo dopo un minuto. Guardate, attenzione alla giocata di Dopico, cambia fronte, va da Morales, ora Alves chiama il pallone, spalla la porta, riceve Lara Martinez che si gira, Lara Martinez, la palla scarpeggiata dal portiere. E poi attenzione all'uscita in ripartenza da parte della Vigor con il tentativo parato in 2 tempi da Sugamiele. Ti ricordo l'anno prossimo la novità regolamentare del tempo effettivo anche in C1, si passerà ai 2 tempi da 20. Qui la conclusione tentata da Dopico di pochissimo fuori. Sugamiele al lancio, la palla dentro, Alves se l'è divorato qui, arrivando comunque in spaccata. Sugamiele
riesce a recuperare palla, poi scivola Coseliglio, attenzione da Rico che recupera il tiro, la palla fuori, nel raddoppio, poi Morales da dietro come una piovra recupera palla, Alves pronti alla porta, la respinta, Pico. Poi la palla giocata in avanti, Coseliglio si gira, calcia, palla fuori, non di molto, prova ad accendersi Coseliglio, di qua ad assistere a questa partita che fino a questo momento non sta tradendo le attese. Dopico, sinistro di Dopico, respinge in qualche modo il portiere che forse l'ha vista arrivare all'ultimo momento. Ha chiamato il Mazzara insieme ad Alessandro Figuccio che lo ha allenato, ne è stato capitano. Intanto attenzione ancora proprio De Marco con la parata Dopico sopra la traversa, il tentativo arremba il Mazzara Futsal. Dalla Vigora che prova a continuare ad attaccare con questa palla messa dentro, si addormenta De Marco, occhio all'opportunità col tiro respinto da Sugamiele. Alves riesce a tenerlo in qualche modo, che passa sul 10 avversario, ancora Alves che passa, Alves dentro, Buscaglia per il vantaggio del Mazzara Futsal, la zampata vincente di Buscaglia, ma grande merito va assolutamente a Felipe Alves. Dopico converge, poi cambia fronte, va da Morales, l'appoggio, Dopico calcia col sinistro, non trova la porta, prova in difficoltà il suo compagno che poi gli detta la palla in profondità, è uscito male di proietto, Coseliglio la tiene in campo, poi tunnel e la palla che esce in calcio d'angolo. Tu sai che c'è, provo a farmi perdonare dettando il passaggio, Dopico ha dato una palla col contagiri, intanto Alves impegna di proietto, torna sulla palla ma ha commesso fallo con la palla che intanto prova a passare, attenzione ad Alessi che sbaglia il gol del possibile 1-1 e Morales che recupera, è 2 contro 1, Morales da solo, Morales per Farina che non arriva, ma c'è la deviazione, c'è l'autogol che vale il 2-0 per il Mazzara Futsal, la prima vera grande giocata di Morales in tutta la partita, regala al Mazzara un altro passo verso la vittoria dei playoff. Martorana, Agnello fermato da De Marco, attenzione a Nicoli che può liberarsi su Damiele, su quello che era di mezzo tra un tiro e un assist. Angolo spodellato per Agnello, il palo e poi Martorana fuori, che occasione per Agnello. Mentre riesce a passare De Marco sul Granatiere, De Marco vince il rimpallo, la tiene, Dopico guarda la porta, finta il tiro, calcia e di proietto con l'esultanza dopo la parata. Pico toccato duro, c'è forse il fallo ma Morales fa, Morales per Figuccio, ha toccato una palla, è la palla della vittoria, è la palla del 3-0, Alessandro Figuccio, l'uomo che più di tutti forse ha lavorato alla grande per portare a casa questo grande risultato per il Mazzara Futsal. 3-0, palla per Garcia Marquez che calcia col destro, respinge Figuccio che esulta, poi ancora Nicoli che viene spinto ed è finita, il Mazzara Futsal si gode il trionfo, si gode la gioia, si gode l'estasi perché ha vinto e perché può volare
secondo tempo di Accademia Trapani Aspra, spareggio promozione per salire in eccellenza tra i vincenti dei playoff del girone A, del girone B di promozione siciliana. 1-0 il risultato, con il gol di Nolfo al terzo minuto, contro tutti i pronostici, contro una corazzata, quella dell'Aspra, che dopo il mercato di dicembre è andata forte nel girone B di promozione, ormai dietro al Geraci, contro un'Accademia che ha fatto anche la semifinale playoff di girone, oltre che alla finale, rispetto all'Aspra, che ha avuto il vantaggio di giocare soltanto la finale. Aspra che prova a reagire adesso con Barbera e fallo. Facciamo un recap delle due formazioni: Accademia Trapani in maglia bianco-azzurra e pantaloncini bianchi, Mistretta in porta, Cammareri, Ranno, Graziano e Marrone in difesa. A centrocampo Samanà, Agnello e Barraco. In attacco Tempesta, Nolfo e Cannavò, a disposizione di Alberto Amoroso. Aspra invece in completo rosso, Cascione in porta, anche in questo caso 4-3-3. In difesa Ioboa, D'Angelo, Palazzo e Tarantino. Nel frattempo sale Samanà, è costretta ad allargare il cross dentro Cannavò. Fallo in attacco su Ioboa per concludere la formazione dell'Aspra. Centrocampo Santa Guida, Costantino e Rama. In attacco Barbera, Di Giuseppe e Azzara, tutti a disposizione di Giuseppe Tumminia. Di Giuseppe cercato tanto nel primo tempo in casa Aspra, impegnato seriamente, Mistretta soltanto una volta. Per il resto tiri che sono andati sul fondo. Barbera, Santa Guida di prima, Barbera può andare avanti, Graziano in difficoltà, pallone che scorre sul fondo. Rimessa per l'Aspra, Palazzo, rincorso da Tempesta, tutti dietro da Cascione. Palazzo, pallone lunghissimo verso Di Giuseppe, Cammareri, ma Graziano è finito giù. Gioco fermo, si rialza adesso Francesco Graziano. Si riscalda nel frattempo Clemente in casa Aspra insieme ad Agostino. Due elementi offensivi per la squadra di Tumminia, tutti ancora seduti alla panchina dell'Accademia. Costantino, lancio lungo di Giuseppe, sponda dietro Azzara, ammonito insieme ad Agnello. Nel primo tempo Azzara calcia basso da fuori, in largo, si tuffa ugualmente Mistretta, consapevole del pallone sul fondo. Quelli che vedete lì in fondo in curva sono i tifosi dell'Aspra, arrivati da Bagheria e dalla stessa Aspra, circa un centinaio, mentre la tribuna coperta del Marco Tomaselli di Caltanissetta è riempita da circa 250 tifosi dell'Accademia Trapani. Barbera verso Santa Guida, si allunga la rimonta di Agnello, in fallo laterale. Ioboa, alla rimessa laterale Costantino, Santa Guida, fuori gioco per il terzino dell'Aspra.
sempre 0-0 nel frattempo nell'altro spareggio promozione, quello tra le vincenti dei playoff del girone C e del girone D, tra Catania San Pio X e Atletico 1994. San Pio, che ha concluso il proprio campionato nel girone C addirittura da quinta in classifica, ha vinto sia la semifinale che la finale playoff di girone in trasferta. Invece l'Atletico ha pareggiato ai supplementari contro il Gela direttamente nella finale del girone D. Costantino, tantissime punizioni battute da parte sua. Nel corso del pomeriggio, pallone profondo verso Barbera, allontanato di testa dalla difesa dell'Accademia. Yeboah cerca di rimontare la corsa da parte di Samana, messo giù il fallo. Ce ne sono stati diversi di interventi fallosi, ma l'arbitro è abbastanza clemente sotto questo punto di vista. Un giallo soltanto per parte, prima Zara nell'Aspra per simulazione, poi ad Agnello nell'Accademia. Accademia che anche lei ha mandato far scaldare gli elementi dalla panchina. Ne ha aggiunti altri 2 l'Aspra. Se ne riscaldano a bordo campo 4 per parte. D'Angelo, Santaguida prolunga, Graziano anticipato da Di Giuseppe, può correre Di Giuseppe contro Graziano, Graziano non lo ferma del tutto, Di Giuseppe in mezzo, largo, ce ne sono 2, il tiro parato da Mistretta, il tentativo di Azzara, conclusione rasoterra centrale, neanche molto potente per il portiere dell'Accademia Trapani, che viene osannato dalla tribuna del Tomaselli. Stadio in cui ci troviamo oggi, campo neutro per l'Accademia. C'è questo tiro da parte di Cannavò, centrale percussione. Samana non passa con Rama, Tarantino, Costantino gira tutto da Barbera verso l'interno, evita Marrone, da dietro Agnello a fermare la manovra dei bagheresi. Accademia che però non sfrutta questo pallone, forse c'è qualche speranza per Nolfo, per pochissimo l'aveva presa. Era stata però assegnata già una punizione a favore dell'Aspra, che adesso gira dalle parti di Azzara, punta gli avversari. Azzara, cross deviato, sta per arrivare a Barbera, Santaguida, c'è anche in zona Yeboah, pallone allargato, Santaguida, cross secondo palo verso Azzara di testa sul fondo. Ancora Angelo Azzara. Lui ex Nissa, inizio stagione, ma in questo stadio non ci ha giocato perché la Nissa è iniziato al Palmintelli. Aspra ancora avanti, Azzara contro Cammareri, cross verso l'interno, Mistretta. Graziano. Pallone non preso
preso, lo rincorre Cannavò, esce Cascione, lo spazza verso il centro del campo. Santa Guida allarga da Barbera, sale Barbera contro Marrone, lo supera cross basso, cede lo spazio, spazza Cammareri, Yobua la prende lui, c'è però Barracco a sua volta, D'Angelo, Santa Guida, doppio rimpallo su se stesso, Yobua finta ma con chiusura di Barracco. Allo stesso tempo Rodrigue Yobua ha subito fallo. E ne in vantaggio nel frattempo nella finale playoff del girone A di eccellenza, 1-0 sulla Pro Favara. Guardate quanta gente c'è in area. Soltanto Rama e Santa Guida a disinteressarsi del mucchio grosso che c'è al limite dell'area di rigore. Costantino parte a rientrare, colpo di testa liberale come al solito, va a rincorrere a Zara, protetto da D'Angelo, l'ultimo tocco è suo, pallone sul fondo. Facciamo un recap anche delle due panchine. Accademia Trapani che ha Bernardini per quanto riguarda il secondo portiere, poi Parrinello, Jacopo Castiglione, Rizzo, Bultaggio, Gambina, Mauro Oddo, Nieto e Trapani Aspra che invece ha a disposizione Anello, il secondo portiere, poi Marciante, Marchiano Marino, Paolo D'Amico, Di Paola, Marguglio, D'Agostino e Clemente. Santa Guida gira da Angelo D'Angelo, cross morbido di Giuseppe di testa verso l'esterno. Rama fermato non più perché va avanti e si va a prendere il calcio d'angolo. Costantino profondo, Yobua di testa e nell'area piccola, serie di tocchi, l'Accademia allontana. Tarantino, Azzara a puntare Samanna, Azzara solito cross, grazie alla lontana di testa, Costantino di controbalzo, il pallone arriva ad Angelo nel fuorigioco. Proteste di Angelo D'Angelo. Verso l'arbitro Luca Naselli di Catania, assistito da Elvira Rizzo di Enna e Giuseppe Saracino di Ragusa. D'Angelo, Costantino gira da Santa Guida, Barbera non la prende perché c'è il fallo da parte di Marrone. Questo è ciò che voleva Barbera, in realtà il fallo l'ha fatto lui. Graziano, pallone profondo, lasciato scorrere. Aspra ci prova
per rimettere in equilibrio questa partita. Sin da subito in svantaggio Azzara da Di Giuseppe, il solito Graziano a levar via Cannavò, mani in faccia da parte di D'Angelo, fischiato il calcio di punizione. L'arbitro va a parlare con Cannavò, che a sua volta voleva un dialogo con D'Angelo. Palazzo per Cascione e angolo. Mantenuto il pallone in campo da parte dell'Aspra. E allora, angolo Accademia, la battuta affidata a Francesco Tempesta. Parte Tempesta, non esce Cascione. Pallone raccolto dall'Aspra, che può salire non in contropiede, ma ci siamo quasi. Santa Guida, sale Costantino, riceve lui. Pallone di ritorno per il terzino. Non si intendono però i due. Infine Agnello si va a prendere il fallo. L'arbitro chiede fretta, o almeno di non perdere troppo tempo. Soprattutto l'Accademia, che vuole conservare o addirittura arricchire questo vantaggio. D'Angelo dietro, Yeboah. Barbera sfortunato nell'appoggio. Cannavò, pronto Clemente ad entrare nell'Aspra. Cannavò gira tutto, vuole Sciamanna dall'altro lato. Troppo lungo il pallone. Costantino, meno di mezz'ora alla fine. Azzara lungo la fascia, sale Rama, cross in mezzo, Barbera non la prende di testa, c'era anche Santa Guida dall'altro lato. D'Angelo ha a che fare con Nolfo. Costantino verso l'interno, la lascia lì ancora con Santa Guida, non si intende. Infatti si è disperato di più il mediano dell'Aspra. Costantino, nuovo possesso, lancio profondo verso Barbera, fermato da Graziano. Azzara in anticipo regolarissimo, può andare avanti l'Aspra. Azzara entra in area con il sinistro, Azzara cross morbido di stretta. È rimasto giù però il giocatore coinvolto nel contrasto precedente. Vedremo adesso chi uscirà nell'Aspra. Verosimilmente Barbera. Al posto di Clemente. Ovviamente per prima bisogna risolvere la questione all'interno del campo. Si può andare, esce Santa Guida.
dentro Clemente. Accademia momentaneamente in 10. D'Angelo, Yoboa, guarda che c'è in area, la gestisce perfettamente, non è entrato Clemente, dalla dietro, D'Angelo, profondo, occhio di stretta, smanazza in angolo, era un po' fuori dai pali, il portiere dell'Accademia Trapani. D'Angelo si stava ritrovando a segnare. Difensore bomber, Angelo D'Angelo. Occhio però, perché all'interno della porta di Mistretta c'è una mischia perché il portiere è rimasto giù. Aspra è impaziente di battere il calcio d'angolo. Si va con la battuta, pallone dentro, c'è il colpo di Di Giuseppe ancora sul fondo. Non è in giornata Claudio Di Giuseppe. Sì, 85 al centro dell'attacco dell'Aspra. Pallone verso il centro. Accademia va larga. D'Angelo, Costantino, Yoboa. Profondo, prolungamento voluto da Zara. Verso Clemente. Spazza nuovamente la squadra di Amoroso. D'Angelo. Entro all'interno del campo, si va. Costantino verso Di Giuseppe. Pressato da Cammareri. Pallone preso da Barbera. Cammareri mette il piede dietro e si prende il calcio di punizione. Nel frattempo D'Angelo a parlare con la panchina dell'Accademia Trapani. Ammonito il difensore dell'Aspra. Dialogo con Amoroso. Probabilmente c'è stata qualche parolina di troppo. Da parte del difensore verso l'allenatore dell'Accademia Trapani. D'Angelo la tocca lui, Cannavò, si prende il calcio d'angolo. Cambio pronto nell'Accademia Trapani, ce ne sono due. Nieto e Parrinello pronti all'ingresso in campo, vedremo quando. Tempesta, parte lui, esce Cascione.
Pallone raccolto dall'Aspra. Clemente spalla la porta, fa scorrere l'Accademia con Marrone. Svirgolata da parte di Rama, spazza D'Angelo a cercare Costantino. Fallo laterale il pallone. Ci siamo con i cambi. Intanto anche il Siracusa è passato in vantaggio nella finale playoff di eccellenza nel girone B contro il Città di Taormina 1-0. Dentro Nieto. Al posto di Inolfo. Sta decidendo lui questa partita, segata al terzo minuto. Cambio in attacco dunque con Parrinello, si andrà più avanti. Contrasto vincente di Barbera, avanti l'Aspra, pallone profondo verso Clemente, segnato il fuorigioco. Comunque Cammareri va a spazzare, c'è però tempesta a terra. L'arbitro ancora non se n'è accorto, sono due adesso i giocatori dell'Accademia a buttarsi giù. Giallo per Tarantino, terzo ammonito in casa Aspra dopo Azzara ed Angelo. Si scalda un altro po' Parrinello. Molti ragazzi che hanno ricevuto 1, 2 o comunque 0 convocazioni in panchina nell'Accademia Trapani. Ricordiamo che sono 6 squalificati, metà squadra titolare fuori. C'era stata una rissa dopo la semifinale playoff contro il Camarat, quindi sono stati squalificati Giorgio, Iannazzo e In Camicia dopo i provvedimenti del giudice sportivo, espulsi Secum e Saul Castiglione contro il San Vito Capo, addirittura Castiglione dalla panchina, fuori anche Vie per somma di ammonizioni. Nonostante ciò, l'Accademia dopo 74 minuti è ancora avanti 1-0 sull'Aspra. Manca però l'ultimo quarto d'ora. Punizione per la squadra di Tuminia. La battuta di Azzara, fermi stretta, centrale. Verso Cannavola, tocca Yobua, appoggia dietro. Il recupero voluto da Agnello, non c'è Rama. Costantino, Azzara, avanti l'Aspra. Che lo spazio per andare avanti in velocità ce l'ha sempre. Tarantino, cross alto verso la testa di Barbera. L'appoggio voluto da Clemente, il recupero di Marrone. Cannavò contro Yobua, la pressione dell'Ivoriano. Mette la gamba, l'Accademia in panchina chiama il fallo, il recupero di Rama, passaggio per Yobua, tutto ok. Clemente, poi l'intervento da dietro di Agnello, occhio perché era già ammonito Agnello, si è fatto male comunque. Non sarebbe la scelta più giusta, anche in ottica finale di partita.
Rialzato anche da terra Barraco. Nell'Accademia Trapani pronto anche Trapani ad entrare, perdonando un po' la ripetizione. Costantino è semistretta, con i pugni allontana Azzara. Insiste l'Aspra, subirà in velocità Graziano, poi scivolata anche a chiudere in fallo laterale. È rimasto giù l'esterno dell'Aspra, adesso è tutto ok. L'Accademia ha ancora pronti 2 cambi. Adesso viene richiamata l'attenzione dell'arbitro. Parrinello e Trapani pronti ad entrare. Vediamo un po' al posto di chi. Esce Samanà, entra Parrinello, che aspettava da un bel po' via bordo campo. Per Trapani si andrà più tardi. Rimessa Aspra di Giuseppe, attaccato da dietro, duello aereo vinto da Agnello ma con fallo. Ha raddoppiato Lenna contro la Pro Favara, 2-0. È passato in vantaggio anche l'Atletico 1994 sul Catania San Pio X nell'altro spareggio promozione. Gara che si sta giocando anch'essa in campo neutro a Palazzolo nel Siracusano. Punizione Aspra, la battuta in mezzo, allontana Cannavò, spinta di Clemente. Agnello vorrebbe assieme ai suoi un cartellino per gli avversari. Accademia che va con il terzo cambio, Vincenzo Trapani. Esce Barraco. Graziano, manca la punizione, D'Angelo di testa risponde. Rama, larga da Tarantino. La pressione che permette all'Aspra di conquistare un nuovo possesso con la punizione. Costantino. D'Angelo sale piano piano, allarga da Yoboa, pallone che è uscito. Tumenia lo ha applaudito comunque. Marrone, Cannavò, arriva da dietro Clemente, Cannavò resiste, supera anche D'Angelo, si rinnova il duello tra i due. Accademia Trapani.
cambio anche nell'Aspra con Giacomo D'Agostino. Lui che paradossalmente era nel gruppo che ha trionfato nel girone B di promozione, quello del Geraci. Non era però tra le scelte preferite di Mirto, prende il posto di Palazzo. Altra mossa offensiva di Tumminia. Graziano verso la porta, Cascione, traversa di Graziano da centrocampo su punizione. Legno Accademia vicinissima al 2-0. Trapani contro Iobois. Trapani è più fresco, sinistro dentro, Cascione all'improvviso in angolo. Calcio d'angolo per l'Accademia Trapani. Tempesta, va lui, primo palo, allontana proprio nella nuova entrata D'Agostino. Di Giuseppe, dietro Costantino, profondo, è abbastanza lontano Clemente. Spazza Parrinello in una zona in cui non c'è nessuno. Tarantino, Azzara, lotta tanto ma senza trovare soluzioni che possano rendere pericoloso l'Aspra. Costantino, c'è spazio, solito lancio Barbera, si coordina, spazza Cammareri, non totalmente. D'Agostino dietro, va a prendere il compagno che è a terra, Azzara se la allunga, finisce giù, spazza l'Accademia con Tempesta. D'Angelo, occhio perché ha visto Mistretta fuori dai pali. Non centrato però allo specchio della porta, ma c'è ancora una volta un giocatore a terra. Mistretta va al rinvio. Regalando la rimessa all'Aspra. Tarantino, D'Angelo, Rama, Tarantino, la lancia lunga di testa Graziano. Sarà assedio bagherese in questo finale. D'Angelo, sventagliata profonda e regolare, area di rigore, non c'è nulla. L'Aspra tenta il tiro, Barbera si deve girare, il destro alto di Barbera. Mischia che si è creata. Forse D'Agostino voleva il pallone perché ha parlato con Barbera, che invece è andato con il destro, sorvolato la traversa. Ammonito Mistretta per perdita di tempo. Si prende il giallo. Pallone però regalato all'Aspra. Clemente Barbera non può andare, stava andando al fallo su Parrinello. Graziano spazza via fuori. E quello lì a bordo campionato Tumminia con l'appoggio. Iobois, di testa Trapani a terra e rimessa laterale per l'Aspra. Iobois,
D'Angelo, c'è Cannavò a stare lì in zona. Tarantino, 5 minuti alla fine più recupero. Costantino vede Yubo avanzare, il cross in mezzo, non proprio per Di Giuseppe. Barbera la mette giù, il tiro deviato in angolo. Pardon, era Zara. Barbera era dentro l'area. Zara dalla bandierina, pallone dentro, Mistretta a vuoto. Per fortuna dell'Accademia il pallone ha attraversato tutta l'area di rigore. Intervento di Trapani su Costantino, soltanto rimessa laterale con Costantino che rimane giù. Adesso si rialza, un po' zoppicante, il gioco comunque continua. D'Agostino, Costantino, cross leggermente deviato. L'Accademia pensa soltanto a buttare via il pallone. L'Aspra vuole portare questa partita ai supplementari. Cannavò lì ad attaccare in zona, per poco stava andando Tempesta con il contropiede letale. D'Agostino, apertura Costantino, area di rigore, si ferma, cross respinto da Marrone, calcio d'angolo. a 0 della Siracusa su Città di Taormina. Pallone in mezzo di Costantino, Mistretta ancora ad uscire, dall'altro lato D'Agostino, altra deviazione, altro angolo. Accademia costretta a soffrire nel finale. Nuovo angolo, Mistretta con il pugno allontana. Pallone spazzato verso la zona di Francesco Tempesta, contro 3 avversari in prospettiva, se la porta fuori. Mauro Oddo pronto ad entrare nei trapanesi, si continua però a giocare. Dall'altro lato è pronto Paolo D'Amico. Tarantino si prende la punizione. Si accascia a terra Graziano. Più recupero. L'arbitro chiede di aspettare un attimo allo staff tecnico dell'Accademia che vorrebbe il cambio. Si è rialzato Francesco Graziano. Adesso si può andare. Esce Tempesta, invitato dall'arbitro ad uscire dal lato più vicino alla sua ormai precedente posizione in campo. Entra Mauro Oddo. Cresciuto nel settore giovanile dell'Accademia Trapani. Si va con la punizione per l'Aspra, ribattuta subito dall'unico componente in barriera, ovvero Fabio Agnieto. Sale ancora Zara contro Parinello, lo supera, c'è il cross, Barbera di testa, largo, non è uscita, adesso sì, ancora a volerci provare Mattia Barbera. Oggi da titolare non ha avuto modo di incidere, cosa che ha fatto nelle ultime 3 partite dalla panchina. Dentro il tempo di recupero, poco fa Amoroso incitato i tifosi dell'Accademia Trapani.
Calcio di punizione, l'Aspra lotterà adesso per il pareggio. Vedremo fino a quanto si giocherà. Costantino, Azzara, Parrinello di testa. Oddo, un passaggio di Cannavò verso Parrinello e più avanti Yobua. Si rifugia da Cassione, che deve buttarla fuori. Per qualche motivo sono 6 i minuti di recupero. Marrone, pressione su Nieto, giù, fallo da parte del giocatore dell'Accademia. Punizione aspra battuta subitissimo. 2 palloni in campo. Avanti l'Aspra. Pallone in mezzo, Barbera di testa, piano, lontana Graziano. Cannavò contro 2, il tocco di Rama. Lotta ancora Cannavò. Costantino ce la fa a passarla verso Rama. Prima del recupero era stato di Tarantino, che adesso gestisce. La sentite benissimo l'atmosfera che si respira qui al Tomaselli. Nuovo fallo. Cambio nell'Aspra, entra Marguglio al posto di Tarantino. Chiede fretta l'Aspra. Tarantino per Marguglio, cambio sulla fascia di sinistra, giocatore abbastanza duttile. Fallo su Yobua. D'Agostino, sale l'Aspra, ultimi assalti per evitare la sconfitta, per evitare la sofferenza, la delusione dopo tutti gli sforzi fatti lungo la seconda parte di stagione. Colpo di testa di D'Angelo, sinistretta. Il rilancio, risponde Rama, fuori però a regalare metri all'Accademia Trapani. Alberto Amoroso, sta preparando per un sogno, dalla prima categoria all'eccellenza in soli 2 anni. Sale l'Accademia, Nieto, cross basso, occasione, la palla lì, il tiro ancora, la ribattuta di Yobua, tutta regolare. Sembrava un tocco con la mano con il braccio, porta vuota, Cannavò, rientra Cassione a difendere i pali dell'Aspra. Cannavò preferisce perdere tempo, riesce nel passaggio, Trapani, Rama lo aggira. E sale palla al piede con coraggio, poi si deve scontrare con Oddo, ma c'è la munizione sia per Oddo sia per Rama.
Calcio profondo della disperazione per l'Aspra. Yobua. Costantino. Yobua. Ultimi 10 secondi. Azzara. Apertura, arriva dall'altro lato, la pressione da Caria, palla e basta il palo di Di Giuseppe, il gol in extremis di Giuseppe, 1-1 Aspra, si va ai supplementari, incredibile Tomaselli, provocazione di Giuseppe, il gol dell'Aspra, assurdo, una tribuna gelata all'improvviso, Claudio Di Giuseppe. Che cosa strana il calcio! Che cosa strana il calcio! Si va ai tempi supplementari! Claudio Di Giuseppe! Volano però oggetti dalla tribuna occupata dai tifosi dell'Accademia Trapani. È arrivato il gol del pareggio con Claudio Di Giuseppe, che viene abbracciato da tutti. Pareggio dell'Aspra al 97esimo, da perdere la voce. Ammonizione per il classe 85. Lamenta un gesto errato. Allontanati i membri dalla panchina. C'è un cartellino rosso per il massaggiatore dell'Aspra, Vincenzo Duscio. Stanno lanciando oggetti tifosi dell'Accademia Trapani. C'è anche un laser verso la panchina dell'Aspra. Caos assurdo. Questo finale laser su D'Agostino, che ride in maniera amara però verso i tifosi avversari. Sembrava finita allo scoccare del 96esimo, il gol di Giuseppe in mischia. Pareggio incredibile dell'Aspra. L'arbitro ha guardato un paio di volte il cronometro. Ed eccolo qui il fischio da parte dell'arbitro. Tempi supplementari saranno infuocatissimi tra Accademia Trapani e Aspra. Sembrava finita, invece Di Giuseppe l'ha pareggiata all'ultimo. Cartellino giallo per Graziano. A questo punto la probabilità di un cartellino rosso per i giocatori in campo può crescere, dato che di conseguenza sono i gialli ad aumentare. Ma cosa è successo, ragazzi? Continuano i laser verso la panchina dell'Aspra. Che ha raggiunto i supplementari all'ultima goccia di sudore. Accademia Trapani che viene calmata dal proprio staff tecnico. Nel frattempo Atletico 1994 per la prima volta in eccellenza ha battuto il Catania San Pio X per 1-0 a Palazzolo. Penultimo slot per l'eccellenza preso dalla squadra della provincia di Catania e della città di Catania. L'ultimo slot è ancora conteso da Accademia Trapani e Aspra sull'1-1. Tra pochissimo i tempi supplementari. In caso di ulteriore parità, calci di rigore.
vale più la regola del miglior piazzamento in regular season per gli spareggi promozione. Si gioca tutto come se fosse una vera e propria finale, come è giusto che sia. Accademia Trapani che per la prima volta in questa post-season stava per passare il turno, comunque vincere senza andare ai supplementari. È successo in semifinale playoff di girone contro il Camarat, in finale playoff contro il San Vito Lo Capo. Sarà così anche nello spareggio promozione contro l'Aspra, sotto per quasi una partita intera. Il gol al 97esimo di Giuseppe, incredibile, attaccante abbastanza in forma nell'ultimo periodo, ci ha provato tanto nel primo tempo, di testa, ottavo gol da quando è arrivato ad Aspra dalla Mazzarese nel mercato di dicembre. Tanti abbracci in campo per aver salvato una situazione. L'Aspra si stava ritrovando a perdere una scalata intera, perché 5 anni fa i bagaresi sono ripartiti dalla terza categoria, tutto si stava rompendo in maniera improvvisa. In questo spareggio promozione verso l'eccellenza, categoria mai raggiunta dalla squadra giallo-verde, categoria mai raggiunta anche dall'Accademia Trapani al secondo anno con una prima squadra. L'anno scorso il trionfo assieme al Villarosa nel triangolare promozione in prima categoria. Quest'anno un sogno ancora più grande, sempre con Alberto Amoroso in panchina, che continua a guardare la tribuna. L'ha incitata tanto nei minuti di recupero, adesso deve vedere la propria squadra soffrire per altri 30 minuti. Questi tempi supplementari l'Aspra sicuramente non si aspettava questo epilogo, dati i favori del pronostico, date anche le energie spese di meno rispetto ai propri avversari. Saltata la semifinale playoff per i più di 10 punti sul Gioiosa quinto nel girone B di promozione, la vittoria per 7-0 nella finale playoff di girone contro il Lascari Cefalù. Adesso ad affrontare l'Accademia Trapani, che in tutto ciò, lo ricordiamo, ha praticamente mezza squadra titolare squalificata, fuori per squalifica, fuori classe 81 Secum, fondamentale, così come Giargiù in difesa, assieme a Iannazio. Saul Castiglione in attacco, anche in camicia, Mbie a centrocampo, doppietta per lui contro il Camarat in semifinale. Di storie ce ne sono tante, una verrà sicuramente scritta al termine di questi tempi supplementari. Tra pochissimo si inizierà. Nel frattempo vi confermiamo i finali dell'eccellenza. Enna che ha battuto la Pro Favara 3-0 nella finale playoff del girone A, Siracusa che ha battuto il Città di Taormina 4-0 nella finale playoff del girone B. Enna e Siracusa alla fase nazionale di questa post-season. Come dicevamo, l'Atletico 1994 ha vinto il proprio spareggio promozione contro il Catania San Pio X ed è salito in eccellenza. Rimane
l'esito del Tomaselli, quello che vi stiamo per raccontare tra pochissimo, tra Accademia Trapani e Aspra. Si riparte sull'1-1 dei 90 e oltre di recupero. Tutti comodi. Forza ragazzi, noi ci crediamo! Forza ragazzi! Pallone profondo, allontanato da Graziano. Marguglio batterà questa rimessa laterale. E lunga, risponde Cammareri. Parrinello. L'Accademia allontana. Adesso questa tecnica che nel calcio ci sta, quella di perdere tempo, allontanare il pallone, potrebbe però non bastare quando si parla di tempi supplementari. Barbera giù al limite, si continua. D'Agostino allarga Azzara, arriva Parrinelli in pressione. Azzara, il cross con il sinistro, allontana Graziano di testa. Marguglio, cross da fermo, secondo palo, il tocco di Trapani, calcio d'angolo Aspra. Ancora a pensarci, incredibile, di Giuseppe al 97esimo, calcio d'angolo battuto. Costantino propone, Yeboah sotto le sue gambe, passa comunque, è suo. Yeboah scivolata regolare di Graziano. Il migliore in campo nell'Accademia Trapani, Francesco Graziano, che è rimasto giù. Ovviamente 2 tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità, calci di rigore per stabilire l'ultima in Sicilia a salire in eccellenza. Marguglio, chiamato alla rimessa lunga, troppo lungo il pallone per Barbera, riparte l'Accademia, fermato alla fine Nieto. L'Accademia che tra l'altro ha in panchina quelli che sono stati un po' gli eroi dei playoff, Francesco Barraco, Samannà, Nolfo, oggi Cannavò è rimasto dentro. Il cross di Clemente, altro angolo per l'Aspra. C'è stata grande atmosfera al gol del pareggio. Traiettoria in mezzo, Barbera la tocca leggermente. Pallone laterale.
Ruggeri cerca qualcuno, colpo di testa di Barbera, Nieto, Cannavò dovrebbe girare tutto verso Vincenzo Trapani, c'è il passaggio da parte sua, Nieto preciso per Trapani. D'Angelo, lungo di Giuseppe, l'aveva presa, c'è stato però un aggancio perfetto. Costantino intanto sembra non farcela, Paolo D'Amico pronto ad entrare nell'Aspra. Quarto cambio per Tumminio. Tanto Rosario Costantino, l'abbraccio con Tumminia dentro D'Amico. Terzino destro di Ruolo. Yobua. D'Agostino subito dietro da Angelo D'Angelo verso Di Giuseppe, sponda Barbera. Anche lui l'aveva presa come l'aveva presa Di Giuseppe poco fa. Recupera l'Accademia, Cannavò, filtranti, salgono in due da quelle parti. Trapani tira tutto per Alessio Cannavò, limite dell'area, Cannavò, il tiro alto. Massimo Di Giuseppe cade giù, si prende la punizione. D'Angelo, largo da Marguglio, cambia il colpo di testa di D'Amico, finisce sul fondo. Trapani prova il sombrero, si prende il calcio di punizione. La battuta lunga di Graziano, Cannavò, acrobazia di Cannavò. Sono dubbi sull'attacco guidato dall'ex Fulgatore. D'Agostino sponda prima, sponda adesso, pallone verso l'interno, Clemente di prima, D'Agostino, l'aggancio, Barbera, la piazza!
Fuori di pochissimo, ancora Barbera. Vicinissimo alla traversa questo pallone. A proposito di traversa, ricordiamo che Graziano l'ha colpita su punizione da centrocampo nel finale di partita. Di Giuseppe è semistretta e la mantiene pure in campo. Cannavò. Trapani la chiama dall'altro lato, è sua, verso l'interno. Nieto di nuovo da Trapani, pallone in avanti su Cascione. Di Giuseppe cercata in profondità, ancora Mistretta ad uscire. Amoroso carica il proprio pubblico, ferma tutto Marguglio. Azzara, Barbera trattenuta di Graziano e fallo. Aspra che ha effettuato 4 cambi, l'Accademia ne ha altri 2. Marguglio basso a respingere Agnello e ancora rimessa laterale. Tutta in difesa l'Accademia, tutta in attacco l'Aspra quasi. Marguglio spazza Parrinello. Seconda presenza in stagione per Parrinello. Oggi chiamato a giocare di più rispetto al solito, ma una partita più importante. Agnello lotta fino alla fine con Marguglio e si prende la rimessa. Cammareri, Parrinello, basso, pallone arriva a Fabian Nieto, subisce il fallo ed è stato fortunato perché a scivolare ha fatto andare il pallone fuori. Cammareri si prende più secondi possibili l'Accademia Trapani. Cannavò non riesce alla sponda. Nieto, D'Angelo mette fuori gioco. Ancora Alessandro Cammareri. Alzata morbida su Azzara, che però vince il duello, lanciato in posizione regolare di Giuseppe. Di Giuseppe non decide di andare fino in fondo, si ferma, la mette bassa, allontana Graziano. Azzara nell'aggancia d'amico in zona. Nieto non riesce ad allungarsi il pallone, quello va a toccare. Rimessa per l'Aspra. A 40 secondi finirà il primo tempo supplementare. Azzara, palla al piede, allarga Di Giuseppe, c'è spazio. Di Giuseppe verso la porta, Mistretta, allontana e viva. Barbera calcia male, ma segna il gol dell'Aspra. 2-1, Mattia Barbera ci ha provato tantissimo e ha fatto 2-1 per i bagheresi.
Barbera, il classe 2004, che rimonta la partita. Può esultare sotto la curva dei tifosi gialloverdi. L'Aspra è avanti per la prima volta in questo pomeriggio dopo 105 minuti. Quarto gol nelle ultime 4 per Mattia Barbera. Tumeniala lo ha lasciato in campo, non lo ha sostituito, nonostante un tiro non perfetto a scalciare, l'ha messa comunque dentro. Dentro il tempo di recupero di questo primo supplementare. Aspra che continua a festeggiare il gol del 2-1 segnato da Barbera. Che come nel 2019 ha rimontato il match ai supplementari. In quell'occasione ci fu il salto per la prima volta nella storia in eccellenza dalla Don Carlo Misilmeri a oggi. Potrebbe riproporsi questa situazione. Punizione Aspra, D'Angelo. Margoglio. La scivolata di Cannavò, dietro Rama. D'Angelo. Profondità, Marrone contro Clemente. Marrone la lascia lì. Il rilancio di Graziano. La prende D'Amico. Pressato. Ma c'è rimessa per l'Accademia. Seconda provata la chiusura di D'Agostino. C'è la fine del primo tempo supplementare. L'Aspra ha segnato poco fa il gol di Barbera che ha rimontato tutto. Forse adesso inizia la vera sofferenza per l'Accademia Trapani, senza i propri titolari, out per squalifica, senza gli eroi dei playoff di girone, poiché sostituiti all'interno di questo match. Cannavò guidato a supportare il proprio attacco. Ultimi 15 minuti con l'Aspra che squadre di nuovo in campo per giocare il secondo tempo supplementare di questo spareggio promozione, per prendersi l'ultimo slot disponibile per l'eccellenza siciliana dell'anno prossimo. Poco fa il gol di Barbera che ha fatto rimontare l'Aspra dopo essere stata sotto per 105 minuti. In apertura il gol di Nolfo.
scadere del recupero dei tempi regolamentari, il pareggio di Di Giuseppe allo scadere del primo supplementare. Il gol rimonta di Barbera. Adesso si fanno sentire un po' di più circa 100 tifosi che sono arrivati dalla provincia di Palermo. L'arbitro va a parlare con la panchina dell'Aspra. Allontana un collaboratore per proteste. Graziano vorrebbe tornare a giocare. Si lamenta anche Costantino con la panchina dell'Accademia. Tornano i laser verso i giocatori dell'Aspra, cosa che si è verificata dopo il gol di Giuseppe. Si ritorna a far rotolare il pallone al Tomaselli di Caltanissetta per questo secondo supplementare tra Accademia Trapani e Aspra. In palio l'accesso in eccellenza per la prima volta nella propria storia. Punizione per i palermitani. D'Amico non salta il proprio avversario, poi finisce per commettere fallo. Con tutte le condizioni a sfavore, l'Accademia punterebbe almeno al pareggio, considerato come un miracolo. Si continua a giocare, ma il gioco deve essere fermo perché è pronta ad entrare Di Paola nell'Aspra, l'ultimo cambio a disposizione di Tuminia. Esce Barbera, colui che la sta decidendo. D'Agostino fermato da Cannavò con fallo. Pronta ad entrare anche Gambina nell'Accademia Trapani. Per lui sarebbe debutto stagionale. D'Angelo si è preso la fascia di capitano dopo l'uscita di Palazzo dal Campo. Ancora D'Amico, vince il rimpallo, cross basso dentro, il tocco Mistretta. Che occasione per Clemente, il salvataggio di Mistretta. Chance per l'Aspra, che ha il solo obiettivo di chiuderla a questo punto. La battuta dell'angolo, secondo palo, marrone di testa Clemente, finta il nuovo cross, altro angolo.
va Azzara. Basso, primo palo. Graziano con il rischio. Ancora angolo. Azzara, secondo palo di Giuseppe sul fondo. Chiamato il cambio, si va. Pronto Gambina. Al posto di Graziano. Caputa Alessio! Caputa! In stretta chiamata al rilancio, ma Agnello e Di Giuseppe hanno qualcosa da dirsi uno con l'altro. Intervento di Clemente. Ammonito. Occhio. Panchina dell'Aspra in piedi. Sì, si sta esagerando però. Aspra lamenta una simulazione, infatti va a replicare ciò che avrebbe fatto l'avversario, secondo il loro pensiero. Graziano alla battuta del calcio di punizione, non è uscito lui, alla posto di Gambina, pallone dentro, Cascione allontana Azzara, spazio per l'Aspra, tantissimo spazio, Clemente sale anche D'Agostino, Parrinello, chiude lui, Agnello butta verso l'esterno, Trapani anticipato, Paolo D'Amico, sale Agnello, la sua scivolata è efficace soltanto per concedere la rimessa laterale agli avversari. D'Amico alla rimessa lunga, anche corta. Di Giuseppe non ci vuole credere. Ancora D'Amico, ma trattenuta da Nieto, pallone per D'Agostino, cambia gioco, c'è spazio per l'Aspra che potrebbe andare alla conclusione con Clemente, bloccato subito. Rispedisce in avanti Di Paola. Azzara si ferma, calcia a basso. Il rinvio di Mistretta. Marrone. Agnello dietro. No, Francesco Mistretta. La prende Di Paola. Contrasto. Si va.
Con il colpo di testa poi D'Amico, quasi a regalare un pallone ai propri tifosi. Agnello la prende totalmente Trapani, la va ad alzare Rama, rimessa laterale. Adesso è l'Accademia che vorrebbe far girare il pallone e l'Aspra a voler spazzare. Metri guadagnati per la squadra di Amoroso. Marrone, Cammareri, pressione di Paola con fallo. Punizione Accademia Trapani. La battuta Ignazio Agnello. Guarda il cielo, Amoroso vuole soffrire di meno. Agnello, la battuta lontana di Giuseppe. Parrinello deve stare attento perché c'è D'Agostino. Ancora Agnello, cross profondo, colpo di testa fuori di Graziano. Che chance per l'Accademia Trapani. Incredibile. Ha preso una traversa nel finale dei tempi regolamentari su punizione da centrocampo. Ad avere ancora un'occasione importante il centrale. D'Amico, Clemente giù, stavolta è fallo, secondo l'arbitro. Alla fine è uscito Ranno per Gambina. D'Amico a cambiare tutto in controtempo, preso Gambina. Azzara morbido da Di Giuseppe, Parrinello, colpo di testa all'indietro, Clemente Mistretta la prende. A rischiare un po' Agnello, ai tempi contati l'Accademia Trapani. Se la scorda un po' Ligneto, poi lo scontro con D'Agostino. Punizione per i trapanesi. Invitato a non perdere tempo Fabio Nieto da Agnello. Ultimi 3 minuti più eventuale recupero in questi supplementari. Cannavò si gira ma è già fuori gioco, segnalato dall'assistente. Yobua, la battuta di questa punizione. Parrinello a mettere giù l'Accademia con Oddo. D'Amico, altro recupero, fallo di Graziano. Battuta subito la punizione verso la zona di Azzara, che si lamenta con i suoi. Voleva forse la battuta verso di lui con più attenzione. La svirgolata di D'Amico. D'Agostino pensa solo a spazzare la squadra di Tuminia. Ruoli che si sono invertiti.
così come il parziale. Parrinello, D'Angelo a rispondere di testa, Barbera, c'è una prateria lungo quella fascia, Azzara, sale Azzara, area di rigore, Azzara bistretta, respinge, per sua fortuna Azzara poi finisce giù. Pallone però regalato da Gambina verso Di Giuseppe, ancora Azzara, quasi a fare quello che vuole, quella zona di campo, rimessa aspra. Un minuto. Non ci dà. Dai, faccio qualcosa. Questo è il recupero. Però il recupero, dai. Marguglio batte lui questa rimessa, lunga verso la fascia, Parrinello la va a recuperare. Ultime speranze per l'Accademia Trapani, 20 secondi alla fine, servizio però regalato di Paola lungo verso Azzara, finisce fuori. In stretta vorrebbe sbrigarsi nel rilancio dal fondo, però non trova il pallone. Tre palloni in campo, adesso 2. Si continua a giocare. Il secondo viene spazzato via, prolungamento di Nieto, spazza D'Angelo. Si continua a giocare ancora. Come? Ultimo assalto dell'Accademia Trapani. Marrone, Oh, tipo fallo! pallone gestito da Trapani. C'è calcio di punizione. Cammareri, la punizione della stagione. Pareggio o sconfitta, o meglio rigori o sconfitta, o meglio ancora rigori o permanenza in promozione. Cammareri oltre la traversa. Quando ha dato? Punizione letteralmente buttata fuori dal capitano dell'Accademia Trapani. Il rilancio di Cascione. E basso, l'alzata di D'Amico. Cannavò salta, se lo ritrova lì il pallone, ancora D'Amico. Cannavò l'attacco, fallo commesso dall'attaccante dell'Accademia. Punizione subito battuta. Di Paola gira. Azzara non ha per nulla fretta, i suoi compagni salgono, il cross libera l'area marrone, ancora Azzara a duello con Oddo, Azzara, Rama, serie di passaggi di prima, Clemente, D'Agostino, fermato, la corsa di D'Amico, il passaggio per Clemente, spinta di Cammareri, cartellino rosso per Agnello. Accademia Trapani che finisce in 10. L'espulsione di Agnello che era stato ammonito in precedenza, non è doppio giallo, è rosso diretto.
Guardatela, la panchina dell'Aspra, tutti all'impiedi per aspettare il triplice fischio. Clemente sale ancora, Clemente in mezzo a tre, pallone liberato, Parrinello, ma eccolo qui, il triplice fischio. L'Aspra per la prima volta nella sua storia sale in eccellenza siciliana, 2-1 dopo i tempi supplementari a Caltanissetta contro l'Accademia Trapani. Di Giuseppe al 97esimo, dopo uno svantaggio di quasi 90 minuti. Barbera al minuto 105, allo scadere del primo supplementare, l'Aspra gioisce e sale così per la prima volta nella sua storia in eccellenza siciliana. Ma onore, grandissimo onore a questa Accademia Trapani, che ha sofferto in tutta la post-season 4-4 dopo i supplementari in semifinale contro il Camarat, 3-2 in rimonta dopo i supplementari in finale con San Vito do Capo. L'aveva vinta Amoroso quasi al 97esimo, il pareggio, ha subito la rimonta ai tempi supplementari. ...250 persone arrivate da Trapani per seguire questa squadra, soltanto alla seconda stagione con una prima squadra. Una squadra che ha fatto più del dovuto, ma ha sognato partita dopo partita. Oggi l'Aspra a trionfare, a salire in eccellenza per la prima volta nella sua storia, raggiunge così Folgore Castelvetrano, Geraci, Messiana, Motta, Atletico 1994 e Super Giovane Castelbuono. Bagheria torna in eccellenza, ma con la borgata marinara di Aspra che festeggia dopo i tempi supplementari. E giustamente maglietti speciali con la scritta eccellenza. Bagheria 3 che tra l'altro ha festeggiato il doppio, perché il Bagheria nero-azzurro è salito in promozione da prima in classifica, ha vinto il campionato, il girone A di prima categoria. Aspra vincente nello spareggio promozione contro l'Accademia Trapani, 2-1. Bagheria che può esultare con tutta Aspra. Ancora applausi dalla tribuna centrale per l'Accademia Trapani, sfinita. Si vanno a guardare gli sguardi dei compagni per dire ce l'avevamo fatta. Il gol di Nolfo dopo 3 minuti l'aveva sbloccata lui proprio in quella porta dove adesso è colorata di giallo-verde. Poi il pareggio di Giuseppe in extremis, praticamente la partita era finita. Barbera, classe 2004, ha trascinato al 105esimo l'Aspra in eccellenza per la prima volta nella sua storia. A ricordare un po' i tempi degli anni 80, quando l'Aspra vinse lo spareggio promozione con l'Indomita di Palermo nell'84 con la seconda categoria. Oggi parliamo d'altro, con il primo salto in eccellenza nella storia del club giallo-verde. Continua a ringraziare i suoi. Alberto Amoroso, condottiero infinito di una squadra che ha dato veramente tutto, anche di più del suo massimo. Tanti juniores in ogni partita,
gettati nella mischia anche a decidere partite importanti, decisive. Ma di chi è questo? Ignazio! Mistretta che va a regalare la maglia. Aspra che invece esulta come proprio centinaio di tifosi. Vai ragazzi, dai! Forza, forza! Accademia Trapani che invece qui a Caltanissetta ne ha portati 250. Non è bastato però. Tifo incessante, timpani, cori per tutta la partita. Non è bastato però. Ciao Fede, buono, L'Aspra che tornerà vincente nella provincia di Palermo. Va bene! Di meno l'Accademia Trapani. Comprensorio di Bagheria dunque torna in eccellenza. E vado a esultare con tutte le foto ricordo del caso. Gioie e dolori nel calcio con l'Accademia sfinita, Amoroso e il suo staff tecnico in piedi. L'Aspra lontanamente rispetto a noi si prende questo salto voluto in eccellenza. Tutto è partito con la rifondazione nel 2018, dopo che Aspra restò un anno senza calcio. La vittoria in terza categoria, la vittoria in seconda categoria nella stagione 19-20, la qualificazione alle semifinali di Coppa Trinacria, ma per il Covid si fermò tutto. Covid che ha interrotto pure la prima stagione in prima categoria dopo l'ultima rifondazione. La vittoria nello scorso campionato, quest'anno un inseguimento tardivo al Geraci dopo uno stratosferico mercato di dicembre, i playoff vinti nettamente nel girone, lo spareggio promozione vinto ai supplementari in extremis 2-1 a Caltanissetta contro l'Accademia Trapani. Scene bellissime intanto per i giocatori di Amoroso che firmano le loro maglie pur non essendo dei professionisti, ma idoli per i bambini della scuola calcio che sono arrivati qui a seguire la squadra, anche ad averla supportata nel percorso dei playoff. E Francesco Graziano che ha preso una traversa su punizione da centrocampo prima del 90°, poteva raddoppiare lui, poteva risolverla lui, poteva portare lui l'Accademia in eccellenza per la prima volta nella sua storia. C'è stata la sfortuna di mezzo, i soliti maxi recuperi nel mondo del calcio che fanno gioire una parte del campo e fanno rattristire l'altra nonostante i vari sacrifici, con l'Aspra che sale in eccellenza per la prima volta nella sua storia. Noi vi lasciamo con queste immagini, è tutto dal Tomaselli di Caltanissetta, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.
Sì, dai. Va bene.